La Regione Siciliana ha avviato il trasferimento delle risorse economiche relative all'ex Fondo Autonomie Locali ai comuni siciliani per l'annualità 2023. Si tratta di 184 milioni di euro ripartiti tra i 391 comuni della Sicilia, in base a criteri ben definiti dalla Conferenza regionale delle autonomie locali. Il Dipartimento regionale delle autonomie locali provvederà al pagamento delle prime 3 trimestralità. La quarta verrà erogata nei primi mesi del 2024 e in quella sede verranno effettuati gli eventuali conguagli. Gli uffici dell'assessore alle autonomie locali Andrea Messina hanno svolto un lavoro intenso e ha garantito il rispetto della scadenza del 31 maggio. Un particolare ringraziamento va al responsabile del Dipartimento Salvatore Taormina, al dirigente del servizio Maria Teresa Tornambene per l'impegno che hanno profuso in questi mesi, che ci ha permesso di trasferire i fondi spettanti. La Regione, al fianco dei comuni siciliani, assicura i trasferimenti necessari alle amministrazioni locali, molte delle quali in grave dissesto economico-finanziario e che hanno bisogno con urgenza di fondi a garanzia del loro funzionamento. Questo quanto affermato dall'assessore Andrea Messina delle autonomie locali. A breve verrà adottato anche il decreto di riparto delle risorse di parte corrente destinate ai liberi consorzi e alle città metropolitane, in base sempre ai criteri elaborati dalla Conferenza regionale delle autonomie locali, secondo le indicazioni contenute nella legge di stabilità regionale.